preoccupati, non è che poi dopo va avanti con parole normali. Però questo One Digri Baccadù è una specie di esorcismo, serve a tenersi su di morale. Dovesse mai succedervi di essere un po' giù di baracca, allora ricordate che la One Digri Baccadù, One Digri Baccadù, ma come guida questo tassista, ma che frenate, va avanti a strappi, se tu fossi qui te lo farei notare, e che nel cielo c'è un'attrazione, c'è una luna che sembra un sole, se tu fossi qui te lo farei notare, e che ti amo, occhi neri, io ti amo più di ieri per come eri, è come se fossi qui accanto a me ti stringerei le mani, ma non esiterei, te lo direi, ma tu mi hai detto non ho più sigarette, scendo giù, ci metto un attimo e ritorno su, e da un bacio non ti ho vista più, e lì è finita la mia gioventù. Sai, sono andato dal parrucchiere, ho messo la testa a posto, se tu fossi qui te lo farei notare, e ho trovato un lavoro stabile, non so più quell'uomo inutile, se tu fossi qui te lo farei notare. Sai che Francesco di matematica ha preso 6, non è più il suo incubo, se fossi qui te lo farei notare. E che ho scritto una canzone di quelle che fa venire i brividi, e tu fossi qui te la potrei cantare. E io ti amo, occhi neri, io ti amo più di ieri con belli. È come se fossi qui ti stringerei le mani, non esiterei, te lo direi, ma tu mi hai detto non ho più sigarette, scendo giù, ci metto un attimo e ritorno su, ti ho dato un bacio, non ti ho vista più, e lì è finita la mia gioventù. E siccome questo applauso mi sembra ancora più convinto del precedente, Scusa, posso fare un bicchiere di vino per la pausa? sì, mi viene il sospetto che questo genere di tristi storie mi possa interessare sul serio. E quindi proporrei la seconda, questa è un po' diversa perché lui non è ancora stato abbandonato, ma è questione di pochissimo, forse 5 minuti. Convocato a palazzo per la lettura della sentenza definitiva di condanna, fine di un amore, lui che tra l'altro è un amico di buono di One Digri di Baccadù, cerca di confortarsi come può, senza copiare l'amico, senza usare il suo stratagemma. Lui fischietta come facciamo tutti al buio quando facciamo finta di non aver paura, ed è semplicissimo. Mentre sta andando al patibolo cerca di rincuorarsi come può, sperando nel miracolo.
Sì, però lui vorrebbe che ci fosse un plotone di fischiatori, non solo uno, anche convinto come lui. C'è un plotone di fischiatori che dalle spalle lo sollevasse da terra, voi siete davanti, fate finta di essere dietro. Facciamo una prova perché vi garantisco non è un giochino di società per vedere se siete tutti reattivi o roba tipo animazione da club mediterraneo. Assolutamente la vostra collaborazione fa parte dell'arrangiamento della canzone. Se voi non vi concentrate, non reagite come mi aspetto, la canzone rischia di rimanere nelle paludi del nulla. Ma qui a Bologna si usa Guccini, no?